Ciao amici sassofonisti e non solo, oggi vorrei farvi vedere alcune cosette che secondo me dovremmo avere un po' tutti. Eccole! Voglio iniziare a parlarvi di una cosa importantissima, questa, ovvero la tracolla per il sassofono. Questa è rigida e si appoggia alle vostre spalle. Questo è l'aggancio classico per l'attacco del sassofono. C'è un cordino di regolazione, si ha sicuramente un massimo comfort, si può giocare mentre si suona, ma cosa molto importante, si eviteranno quei problemi di cervicali dovuti alle classiche fasce da collo. Parlando sempre di comfort, ma soprattutto di salvaguardare la nostra salute, uno dei primi consigli che do sempre quando si inizia a suonare il sassofono è quello di proteggere i propri denti dall'imboccatura. Questi pad in silicone sono adesivi e si attaccano qui sopra l'imboccatura, così da garantire un comfort, una protezione dei denti e soprattutto evitare tutte quelle vibrazioni che il becco stesso vi darebbe altrimenti attraverso i denti. Un'altra cosa carina che voglio farvi vedere sono questi. No, non mi sono fatto lo smalto. Questi sono due tappi in silicone che vanno a sostituire i vecchi cappucci di plastica. Quante volte avete rotto l'ància perché inserendo il cappuccio si inseriscono su tutti i tipi di becco, sul soprano forse sono un po' più larghi, però sul contralto, tenore e baritono calzano alla perfezione perché sono di gomma. Anche se si gira lo strumento non cadono perché hanno un ottimo grip, si mettono con facilità e non andate a rovinare l'ància come prima abbiamo detto. Quale altro accessorio mi avete chiesto fosse necessario? Lo scovolino non serve altro che a pulire l'interno del sassofono dalle eventuali polveri o condense che si creano suonando. E non lasciatelo dentro allo strumento, questo va usato e poi lavato. Adesso vi faccio vedere l'ultimo accessorio che spesso è molto utile. Questa striscia LED. Allora, questa è la striscia LED molto utile perché inserendola all'interno del vostro strumento potrete vedere se ci sono perdite di luce dai vostri tasti. È il miglior modo, è il modo più rapido per capire se eventualmente qualche tampone chiude male, quindi è da sostituire. Ma adesso accendiamo la luce. Bene amici, quindi oggi vi ho fatto vedere alcuni accessori che secondo me sono indispensabili e soprattutto molto utili, come questa tracolla che vi salverà il collo dal peso dello strumento, i paradenti in silicone che vi salveranno appunto i denti dalle vibrazioni e dall'appoggiare sull'imboccatura, questi bellissimi copribecco in silicone che eviteranno di rompervi l'ància perché ogni tanto invece questi tac. E questa striscia LED che vi permetterà in un attimo di capire se i vostri tamponi chiudono bene, sia per flauti che per sassofoni. Vi lascio il link di acquisto nella descrizione. Ora vi saluto e come sempre, musica!